Dottore Sanfilippo, lei ha deciso di prestare volontariamente la sua opera qui al Pala Congressi. Ecco, possiamo fare un consuntivo di questi 10 giorni, la sua esperienza, anche qualcosa da dire? Intanto ritengo che i cittadini dovrebbero ringraziare vivamente il commissario dell'ASP, il dottor Mario Zappia, che con abnegazione si è dedicato notte e giorno alla creazione di questo centro, che ritengo si possa annoverare tra i centri di eccellenza non solo della Sicilia ma in Italia. Riusciamo a fare dalle 600 alle 700 dosi giornaliere e la gente ci ringrazia per l'efficienza, non c'è nessun turno di attesa, non c'è nessun assembramento e nell'arco di 20-25 minuti la gente riesce ad andare via. Addirittura chiudiamo l'ora della prenotazione con molto anticipo e questo grazie alla struttura che si è messa in piedi e grazie anche alla collaborazione di tutti noi medici, e quindi io ritengo che un grazie da parte dei cittadini vada detto e ce lo dicono in tutti i sensi. Stiamo cercando di far decollare pure il vaccino AstraZeneca e partiremo a pieno ritmo da sabato in poi, incentivando la gente e cercando anche di spiegare che è un vaccino sicuro e sul quale si sono speculate molte voci infondate. Ci sono stati casi di rinuncia qui, non so, casi particolari, almeno per la sua esperienza chiaramente? C'è stato qualche caso di rinuncia, qualcuno ha rinunziato a fare l'AstraZeneca, ma se noi medici, questo l'ho toccato con mano, ci dedichiamo e parliamo col paziente spiegando le cose che dobbiamo spiegare, e la gente si rende conto in effetti che è un vaccino sicuro e poi molti sono ritornati per farsi vaccinare. Non c'è problema di mancanza di vaccini come magari sta succedendo a Palermo e in qualche altro posto? Fino a questo momento non c'è stata nessuna mancanza di vaccini perché il centro, in questo centro era stabilito di adoperarci per 600 dosi giornaliere di Pfizer e ad oggi fino a questo momento ci sono state scorte sufficienti e abbiamo assicurato ogni giorno le 600 dosi. Ormai sono credo 10 giorni che io sono qui in questa hub realizzata nel Pala Congressi e devo anche veramente fare un plauso a tutti gli operatori, da cominciare dal direttore generale, direttore sanitario amministrativo, ma al dottore Marchica, al dottore Amico, ma anche al dottore Collura che è il responsabile di questo centro vaccinazioni, e noi stiamo qui dalla mattina alla sera assieme ad altri medici, e ci sono giovani medici che giustamente sono regolarmente retribuiti, ma ci siamo anche 2 o 3 medici che lo stiamo facendo da volontari. Io infatti ho aderito, già da tempo avevo dato la mia disponibilità, io ho aderito a condizione insomma, che la mia attività fosse soltanto un'attività di volontariato. Era quello proprio il mio obiettivo, quello di dare una mano alle vaccinazioni, anche perché siamo riusciti in questi giorni a vaccinare circa 600 persone al giorno, quindi un lavoro veramente immane e che è chiaro che richiede la presenza di medici, di infermieri, di personale amministrativo, perché la macchina è veramente molto complessa, ma devo dire che abbiamo ricevuto il plauso di tanta gente che è veramente soddisfatta di come stanno andando le cose qui al Palazzo dei Congressi.